primo incontro per mettere a punto la programmazione natalizia di Realmonte 2023 e 2024. Che dire, anche quest'anno il tavolo è stato oggetto di un'ampia discussione, è stata abbozzata una programmazione che vede come attori le associazioni, l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, la Parrocchia San Domenico di Realmonte, tutte le associazioni presenti nel territorio, Misericordia, CIF, Fidapa, Banco della Solidarietà, le unginettiste di Realmonte, una nuova realtà di cui noi siamo orgogliosi. Ecco, si è anche parlato di come un input al quale segue un'azione amministrativa poi si trasforma in opportunità. Dicevano appunto le unginettiste che quest'anno sono state invitate in altri comuni per fare mercatini dell'artigianato, quindi una riunione appunto proficua che farà sì che ci sia un cartellone ricco. La presenza dell'Aquarinto dimostra che Realmonte è e continua ad essere un comune accogliente. Ci sarà anche la visita alle comunità, quindi i nostri nonni, raggiungeremo i nostri nonni, visite a scuola, giochini e quant'altro, quindi i doni che l'amministrazione comunale porta, i panettoni, il dono agli anziani, oltre che a concerti, oltre che a attività e manifestazioni sociali, culturali e religiose che arricchiranno il nostro manifesto. Come l'anno scorso le unginettiste hanno proposto l'addobbo dell'albero con anche la realizzazione di un presepe. Per quanto riguarda l'attività della scuola si riproporrà il presepe dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Garibaldi. È stata già individuata una location, anche se insomma saremo più dettagliati in proseguio quando insomma verrà definito il luogo dove fare appunto questo presepe vivente. Abbiamo anche parlato della cerimonia di accensione dell'albero, sempre in ottica di integrazione con la comunità di Realmonte, unitamente alla piccola comunità di stranieri minori ospitati dall'Aquarinto, con anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, le famiglie, i nostri nonni, le comunità. Insomma, le associazioni, una comunità vera, una comunità viva, una comunità che dell'integrazione e che della squadra ha fatto il suo elemento distintivo. E ringrazio il comandante Ditto e il brigadiere Bascheri che stamattina erano con noi, con anche il geometra Cottone, unitamente insomma all'assessore al ramo e al consigliere. Verrà curato l'aspetto relativo alla sicurezza pubblica, alla viabilità e all'azione amministrativa prodromica e utile alla buona riuscita di ogni evento. Quindi che dire, io sono sempre soddisfatta, sono sempre più convinta che parlare di bellezza significhi parlare di valori e significa credere nei valori insomma, la partecipazione della cittadinanza comprova che questa scommessa è sempre una scommessa che vince l'ente se insieme a lui ci sono tutti gli altri, che in questo caso sono le istituzioni, scuola, parrocchia, comune, caserma dei carabinieri, associazioni presenti, ragazze e famiglie. Quindi veramente una comunità viva, veramente una comunità che accoglie, veramente una comunità sana. Sedersi ad un tavolo non è sempre facile e quando ad un tavolo si siedono tante le istituzioni, la scuola, l'ente locale, le associazioni riescono a costruire delle iniziative comuni importanti per la solidarietà, questo credo che sia un fattore di crescita per tutta la comunità.